White Skull, Scanner, Necrodeath sono nomi che magari ai più non diranno assolutamente nulla, ma per gli appassionati di metal sono sinonimo di grande spettacolo e di potenza musicale. Non a caso sono stati gli headliners della prima edizione del Metal World Festival, che si è svolto a Montagnana dal 23 al 25 marzo. Nel palco, allestito sotto la tensostruttura nel piazzale ex Fornaci, non hanno suonato soltanto gruppi di caratura internazionale con storie ormai decennali alle spalle, ma anche cover band, gruppi spalla di grande livello e band emergenti ancora senza etichetta, che si sono dimostrate pronte a fare il grande salto. Nella 3 giorni di metal, Burning Black, Raising Fear, Derdian, Lunar Explosion, Fourth Dimension, Kill the Clown, Onathen, Ultima Hecate e Inner Self, Scanners, White Skull e Necrodeath si sono tornati on stage dando vita ad una manifestazione di grande livello musicale per gli appassionati del metal. Dal thrash al black, dal heavy al power, tutti i gusti sono stati accontentati per una manifestazione completamente nuova e diversa da tutte quelle che vengono proposte nella bassa padovana. Pur consapevoli di quanto il metal sia un genere di nicchia rispetto al grande pubblico, i volontari che hanno dato vita al festival si sono fatti riconoscere per l'ineccepibile organizzazione di un evento che ha messo insieme le migliori band italiane del genere.